tipo di legge elettorale vorreste? A un turno, 2 turni, maggioritario oppure proporzionale? Ecco, noi vorremmo innanzitutto una legge più semplice possibile, perché quando io sento parlare di legge elettorale mi preoccupo, perché ognuno ci vuol mettere qualcosa di suo. Allora un sistema alla francese condito da un po' di tedesco, qualcuno parla di svizzero. Io credo che una legge debba avere innanzitutto 2 criteri. Primo, consentire ai cittadini di scegliere chi li rappresenta, quindi io sono per consentire la preferenza. La seconda cosa, una legge elettorale deve garantire la governabilità, significa che va attribuito un premio di maggioranza a quella coalizione che raggiunga almeno il 40%, non ha senso che chi raggiunge il 20% arrivi al 55%, ma chi raggiunge almeno il 40%, così favorendo anche le aggregazioni di governo sulla base di progetti, possa poi arrivare al 55%. Se nessuna delle coalizioni arriva al 40%, si può tranquillamente fare un ballottaggio tra le coalizioni. In buona sostanza una legge simile alla legge che elegge i sindaci. L'elezione del sindaco, l'elezione diretta, è l'unica legge che ti consente il giorno dopo le elezioni di sapere chi ha vinto, cioè chi è diventato sindaco, e quel sindaco ha una maggioranza per governare. Poi magari la può anche perdere se governa male in corso d'opera, ma all'inizio, se ha assunto degli impegni nei confronti dei cittadini, può rispettarli perché ha i numeri per poterlo fare.